cucina per creare un po' in confidenza con lui e si domanda il perché i bolzanini soprattutto siano così diffidenti nei confronti di cinesi. Sono una persona normale, lavoro, pago le tasse, faccio una vita normalissima, vorrei capire questo, ma cosa temono i bolzanini? Temono un'invasione? E l'ha detto chiaramente in maniera ironica. In quel momento io e Fabio stavamo discutendo su come potevano essere nuove forme di collaborazione tra designer e giornalista e decidiamo in qualche modo di sposare questa causa e cercare di capire perché esistesse questa paura di un'invasione cinese a Bolzano. Bolzano è una città di 100.000 abitanti, non esiste neanche una Chinatown ad esempio, quindi era proprio completamente infondata, ma abbiamo cercato anche di capire perché le persone percepissero questa invasione. È talmente infondata che quando si scende dal treno alla stazione di Bolzano si incontrano una serie di chioschi che vendono wurstel, cibo prettamente tirolese e anche kebab. Il primo che si incontra è di proprietà di un ragazzo cinese che si chiama Yang Wu Chen. E lui non è nato in Italia, è arrivato comunque in età, adesso quando aveva 5 anni è arrivato a Bolzano, però rispetto alla tradizione che vuole che lui seguisse le orme del padre, quindi ereditando o comunque lavorando nel ristorante di famiglia, ha deciso invece di dare un taglio alla tradizione e aprire il suo chiosco di wurstel. Quindi siamo andati alla ricerca di dati, soprattutto i dati diciamo anagrafici, per capire quanto fossero tutti i cinesi. E questo è il risultato. I cinesi a Bolzano sono 633 su 105.000 abitanti. Chiaramente ci sono anche una piccola parte di cinesi di seconda generazione, che non sono più cinesi, sono italiani, quindi diciamo all'anagrafe questi 633 sono i cittadini che hanno il passaporto cinese. Sono pochissimi i cinesi che hanno il passaporto italiano, non so se lo sapete, ma la Cina non consente la doppia cittadinanza, quindi un cinese deve scegliere se appartenere avere il passaporto cinese oppure italiano. Solitamente i cinesi preferiscono mantenere quello cinese perché poi in età diciamo, di pensione trovano spesso nel paese d'origine a passare la pensione. Tornando a noi, i cinesi a Bolzano sono lo 0,6%. Quindi non c'è statisticamente parlando nessuna invasione. Però un dato interessante perché abbiamo deciso di andare oltre ai dati legati alla popolazione, abbiamo detto vediamo quanti sono le aperture di attività commerciali a Bolzano. Quindi i dati della Camera di Commercio mostrano un fatto interessante. A partire dal 2008 c'è stato un picco delle aperture con un valore massimo nel 2010 di 27 attività commerciali in un anno, che significa più o meno 2,25 negozi ogni mese. Che non è un dato sensazionale, ma sicuramente per una piccola realtà come quella di Bolzano è un fatto molto forte, vuol dire vedersi rimpiazzare due negozi, due bar tradizionali venire gestiti dai cinesi. Questi anni sono anche importanti perché sono gli anni in cui i cinesi hanno cominciato a differenziare il loro business, quindi non più solo bar e ristoranti, ma anche aprire centri massaggi, sale giochi, negozi di abbigliamento, quindi non solo bar e ristoranti ma anche tante altre attività. E proprio a cavallo di questo si è creato un po' questo diciamo, cliché dell'invasione cinese. Però se andiamo anche qua a vedere i dati nel dettaglio scopriamo che su 441 bar in totale 51 sono cinesi, che significa l'11,5%. Lo stesso sui ristoranti, su 261 ristoranti solo 32 sono cinesi, quindi meno del 12%. Nuovamente non siamo davanti a un'invasione, anche se il dato è forte, quindi vuol dire che lo 0,6% della popolazione possiede un po' meno del 12% di bar e di ristoranti, quindi è un dato forte sicuramente, però parliamo di una grande capacità imprenditoriale ma non certo di invasione. La parola invasione evoca scenari ben diversi. Dopodiché siamo andati a cercare sui media, perché abbiamo detto perché comunque nonostante i dati le persone si sentono invase, sentono questa presenza molto forte. Soprattutto l'Alto Adige, che è il quotidiano diciamo, più letto dalla parte italiana di Bolzano, ha cominciato a titolare intorno appunto al 2011 con titoli abbastanza ambigui, tipo questo: cinese robe bottiglie in mezzo ai binari è finito in psichiatria. Sono non notizie in qualche modo, che però hanno comunque alimentato. Ad esempio è stato il primo quotidiano a usare la parola Chinatown nonostante non ci fosse, individuando in questa via, che è una via di periferia a Claudia Busta, ci sono 4 negozi attaccati uno all'altro e ha detto questa è la Chinatown. E anche su questi 150 bar poi hanno ammesso che il dato era un po' falsato, perché secondo i dati della Camera di Commercio un ristorante è comunque bar nel momento in cui hanno macchina per fare i caffè, quindi viene facile dire
bar, certo si mette nella statistica anche i ristoranti, altra notizia abbastanza superficiale, pasta cinese anche il bar Dolores, ci dispiace. Il primo megastore cinese sfida i negozi di Via Torino, anche qui usano questa parola megastore, se voi andate poi a vedere in Via Torino il numero 2 il megastore è questo. Sono 3 vetrine, diciamo a riscolpa va detto che c'è anche un piano interrato, quindi sono 2 piani, però nel frattempo Bolzano apriva HM, però i bolzanini sono sempre stati molto protezionisti verso i loro commercianti, quindi le grandi catene sono sempre state tenute alla larga. In quegli anni comunque ha aperto HM, ha aperto Zara, hanno aperto dei centri commerciali in India, allora quello è un megastore, non certo il negozio di abbigliamento. Dopodiché alcune affermazioni abbastanza pesanti del vicepresidente dell'Unione Commercianti Dado Luzzi, per cui c'è questo articolo, i negozianti si lamentano che vengono date troppe concessioni ai cinesi, bisognerebbe regolamentare questa cosa, anche se non è eticamente corretta. Dado Luzzi afferma: sarà un massacro per i bar, le pizzerie e la ristorazione in generale di tutta la zona, quindi scenari apocalittici. Un anno dopo, di nuovo la Lega Nord, premiamo l'avanzata cinese. Questo è forse il mio preferito, è Chen e fra i cognomi più diffusi a Bolzano. È una statistica, è vero, ma poi se si legge il testo della notizia si scopre che Chen è al 38° posto. Se si conosce un po' di cultura cinese si sa che i cinesi si muovono per clan familiari, quindi sono spesso cugini, famiglie allargate, e Chen è un cognome molto diffuso. Il cognome prima era Gigliotti, che è calabrese, quindi però se parliamo sempre di, diciamo, non dico manipolazioni, ma titolazioni ambigue. Quindi per questo motivo abbiamo deciso di aprire una finestra per mostrare ai bolzanini, innanzitutto per capire noi, ma anche per mostrare ai bolzanini chi fossero e cosa pensassero i cinesi, quanto fossero sbagliati i cliché rispetto a quello che veniva comunicato. E quindi di conseguenza sfatare un'invasione cinese. Quello che abbiamo cercato di fare soprattutto è non mostrare gli italiani e i cinesi, ma mostrare come sia sfaccettata la realtà. Qui non c'è un cinese tipico come i nostri cliché che non dice la R, balbetta perché non ha ancora fatto bene la lingua. In realtà abbiamo cercato poi di intervistare i cinesi un po' diversi tra loro, ci sono degli studenti di dottorato, c'è anche uno dei primi cinesi arrivati a Bolzano, come c'è una studentessa ad esempio che è arrivata a 14 anni senza sapere l'italiano e si è diplomata al superiore a pieni voti con 110 lode, chiaramente parlando l'italiano nel frattempo, ed esclamando anche alla fine che la scuola italiana è più semplice rispetto a quella cinese perché in Cina è molto più severa e più rigida, quindi per studiare era facile. Quello che abbiamo fatto è stato creare un team composto da figure molto diverse, quindi c'era un giornalista che ha raccontato la storia, io mi sono occupato della narrazione e del coordinamento del progetto, un computer scientist, diciamo un ingegnere del software che si è occupato di alcune visualizzazioni interattive, e poi un'antropologa molto inserita nella comunità cinese che ha permesso di entrare in contatto con gli esponenti della comunità cinese e avere delle interviste molto particolari, perché è spesso difficile entrare in relazione e avere uno scambio con la parte cinese, perché comunque culturalmente sono piuttosto chiusi e riservati. Il sito si apre così, abbiamo deciso di chiamarlo la Repubblica Popolare di Bolzano in modo un po' ironico, provocatorio, proprio per mostrare una sorta di invasione. E apriamo con questo dato, quindi il cinese a Bolzano sono lo 0,6%, e abbiamo fatto anche una sorta di metafora visiva in cui abbiamo preso il classico ragazzo sudtirolese ed è stato ibridato con uno 0,6% da Yang Guichen, che era il famoso cuoco dei Wurstel, e questa è un'animazione, quindi all'inizio il sito si presenta solo con i 2 volti e in un secondo momento compaiono dei piccoli circoli per mostrare come il pezzo di sopracciglio del ragazzo sudtirolese appartenga a quello cinese, perché inizialmente era una cosa che non si percepisce, appunto era l'effetto che volevamo ottenere, non si vede un'invasione cinese a maggior ragione, neanche l'identità sudtirolese ne esce danneggiata da questa invasione. Dopodiché la prima cosa che abbiamo deciso di fare è fare un po' di chiarezza, ad esempio mostrando che i cinesi in Italia, l'immigrazione cinese è iniziata nei primi del Novecento e a tuttora la maggior parte dei cinesi presenti in Italia arriva dallo Zhejiang. Lo Zhejiang è una regione molto piccola, vicino sulla parte
orientale, quindi non arrivando a tutta la Cina. La cosa però interessante è che pochi sanno che lo Zhejiang, che è grande una volta e mezza la Lombardia, ha 54 milioni di abitanti, esattamente l'Italia ne ha 60, quindi hanno una densità che è quasi il triplo. Altro dato che abbiamo voluto ricordare ai cittadini residenti di Bolzano è come la densità, quindi lo 0,6% a Bolzano di cinesi contro una media nazionale che è 1,9. Ci sono città, cioè, come ad esempio Prato o Roma o Milano, dove lì c'è una Chinatown. Quindi bisogna usare le parole giuste quando si parla, soprattutto in ambito giornalistico. Parlare di Chinatown a Bolzano è veramente fuori luogo. Altra cosa che abbiamo fatto, adesso questo è semplicemente uno screenshot, ma sul sito trovate la mappa interattiva. Questa è una mappa in cui abbiamo preso i dati della Camera di Commercio, quindi sono mostrate tutte le attività commerciali possedute da cinesi, che appaiono, in basso c'è una timeline, quindi in alto si vede l'anno di riferimento, anno per anno appaiono tutte le attività. Questa mappa è interessante perché è possibile filtrare i risultati, quindi uno può esplorare e decidere. Adesso che abbiamo internet, allora bisogna che ci mette un po' a caricare che con la connessione del telefono. Quindi dicevo, su questa mappa è possibile vedere ad esempio come i bar, come l'apertura dei bar si è evoluta negli anni, quindi la mappa in fondo, queste sono interviste, eccola qua. Quindi qua stanno scorrendo gli anni e si popola anno per anno. Io posso anche decidere di vedere quante sono ad esempio le gelaterie, quindi c'è una gelateria, oppure quanti sono i ristoranti, e questi sono i ristoranti. Inoltre posso filtrarli, quindi i ristoranti nel 2006, e questa era la situazione, nel 2000 era questa, oppure il ritorno. In questo caso questo è stato importante l'intervento, anche prima si diceva dell'informatico o del programmatore, che ha permesso di mostrare i dati e rendere anche i dati più accessibili attraverso una serie di interazioni che permettono di scoprire cose interessanti. Una delle quali è, come dicevo prima, la differenziazione dei business, che si vede anche qua sotto. Quindi questi colori che sono qua sono legati alle categorie di riferimento, alle categorie commerciali. Quindi nei primi anni le aperture sono state principalmente di bar e ristoranti, e poi dal 2010 in poi, se fate caso, l'anno è popolato da barrette di diverso colore che rappresentano in proporzione il numero di attività e la tipologia. Quindi qua hanno cominciato ad aprire centri massaggi, parrucchieri e così via. Torniamo alla presentazione. Dopo aver, qui sfatato l'invasione, abbiamo deciso anche di offrire un altro punto di vista su questo fenomeno, che era quello di mostrare storie personali, quelle che di solito attraverso i dati non traspaiono. I dati non sono uno dei fanatici dei dati, sono interessanti, ma non credo profondamente che il dato dica la verità, anzi spesso col dato è possibile mentire. E quindi per dare un volto ai dati, raccontare anche, dare un'emozionalità, abbiamo deciso di inserire questa parte in questa intervista. Questi sono le 8 persone che abbiamo deciso di intervistare. Il primo, Yang Gui, è questo ragazzo che è al fresco di Wurster. Han Lin è una tra i primi cinesi arrivati a Bolzano. Yi è una ragazza che anche lei è in Italia da quando ha 7 anni. Xiao Fen è una ricercatrice dell'università, ricercatrice di informatica. Ying Jun è quella studentessa che vi dicevo che ha preso il 110 alla maturità. Mu è anche lui un informatico che fa il ricercatore a Bolzano. Romina è l'unica di seconda generazione e Zhu Su è il cuoco del ristorante. Abbiamo cercato di far raccontare ad ognuno, di sfatare alcuni dei luoghi comuni più diffusi sui cinesi. Ad esempio Yi, questa è la terza ragazza, racconta il fenomeno del Guangxi. Guangxi sono delle reti familiari e di amicizie dei parenti, tramite le quali i cinesi riescono a raccogliere quantità di contante, di denaro contante molto velocemente, così da poter aprire un ristorante all'estero in un altro paese senza dover ricorrere alle banche e
o a prestito. C'è il famoso luogo comune che arriva con la valigetta piena di soldi, c'è un flusso di contante, questo è assolutamente vero, poi il luogo comune vuole che questi soldi arrivino dalla mafia cinese, su questo non posso dire, magari c'è sicuramente un fondo di verità, come tutti i cliché, però di base il Guangxi è il sistema, è un sistema tradizionale, così è stato da sempre. Ed è la stessa ragione per cui dopo se uno apre un ristorante deve comunque estinguere il debito nei confronti dei parenti e di tutti i familiari, se c'è anche questa cultura di non perdere la faccia, e quindi anche quello che li porta a lavorare tantissimo, spesso assumendo poi i familiari in modo da massimizzare gli introiti e non avere spese ulteriori. E quindi Su racconta nel video in cui, nella sua intervista, proprio il fatto che lui dice: io devo ripagare il debito, lavoro 8 ore al giorno, 7 giorni su 7, quindi la domenica e il sabato invito i miei figli al ristorante a lavorare, così è l'unico momento in cui non riusciamo a rimanere assieme. Quindi ci sono anche delle storie che sono abbastanza forti, perché nessuno che pensa ai grandi familiari. Ad esempio I è arrivata qua a 7 anni, ma sua mamma era a 7 anni che era già in Italia, quindi sua mamma un giorno gli ha detto parto in Italia, e non sapeva neanche dove fosse l'Italia a 7 anni, figuriamoci, anzi ne è una più piccola. E quindi spesso avvengono delle cose molto, molto forti che abbiamo cercato in qualche modo di raccontare comunque con leggerezza. Questo ad esempio è l'intervista, una parte dell'intervista. Mi chiamo Chen Yingqun, sono nata in Cina e sono qua in Italia da quasi 7 anni. Ho iniziato a frequentare scuola superiore in Italia e adesso sto facendo l'università a Trento, sto studiando economia. E quando ho preso 100 alla maturità anche tutti i miei compagni sono sorpresi, perché di solito una straniera arrivata in Italia da 5 anni, è quasi impossibile prendere il 100 euro della maturità, però ce l'ho fatta. Questo forse dipende anche dal modo di insegnamento che ho fatto in Cina, perché lì la scuola è molto severa, quindi ogni giorno dalla mattina fino alla sera devi studiare, quindi per me è più facile lo studio. Dopodiché, presi un po' dall'entusiasmo, dopo un'ora per ogni intervista sono stati fatti 2 incontri preparatori con l'antropologa, che in qualche modo si faceva raccontare dai vari ragazzi la loro storia, li preparavamo un po' l'intervista dicendo: guarda che ti chiederemo questo e quest'altro, in modo che anche loro si sentissero un po' rilassati, visto che l'intervista è stata fatta in uno studio fotografico con dei fari in faccia che non mettevano certo a loro agio. Inizialmente l'idea era intervistarli nella loro casa, mostrando anche la loro abitazione, però questo aveva un difetto, che non vivono quasi mai da soli, hanno sempre tutta una serie di familiari attorno, quindi il rischio era questo intervistato con tutti i familiari intorno che lo stavano a guardare e metterli ancora più suggezione. Quindi abbiamo deciso: ok, giriamoli in uno studio estetico con dei fari fotografici, e quindi grazie a questi incontri loro si sono un po' preparati. Li abbiamo intervistati per un'ora, da un'ora di intervista abbiamo ricavato questi 5 minuti. Dopo un'ora di intervista, quando erano abbastanza stanchi ed esausti, ci siamo anche permessi di fare un piccolo gioco, facendogli le classiche domande che tutti vorrebbero fare e nessuno ha osato chiedere a un cinese, ottenendo una sorta di intervista barbarica. E poi abbiamo montato insieme tutte queste risposte in un video che trovate a metà, perché la narrazione affronta prima una parte legata ai dati e poi una parte qualitativa, e questo video spezza un po' la narrazione sia a livello di intensità emotiva, perché è molto leggero, e poi introduce la parte qualitativa. I cinesi non muoiono mai. Ho imparato Il primo anno in cui ho vissuto qua, voi italiani mi sembravate tutti dannatamente uguali. I cinesi pensano solo ai soldi. Se pagano per rubare il ballo, lo pagano con la banca, perché con la dirigente di soldi potrebbero venire rubati da chiunque. Vedevo gli altri arricciare la lingua, la arricciavo anch'io, magari all'inizio sputacchiamo un po'. E ho imparato la R con il camerismo, leggendo i libri e praticando tantissime volte, così ci sono riuscita a praticare, a dire R. Sì, tra i cinesi ci si può baciare, assolutamente. In pubblico no. Le vietato,
adesso di più, si dà la mano, si saluta quando si dà le bacini. Qua in Italia è permesso sbaciucchiarsi in pubblico, anche se è una cosa che io tendo a evitare per preferenze mie personali. Adesso si può baciare in pubblico in Cina, è molto aperto in Cina. 20 anni fa forse devi nascondere qualche parte e baciarsi. Sì. Io no, però a certe zone della Cina si mangia. C'è anche la festa dei cani, che si mangiano solo cani, bambine. Sì, in alcune zone non c'è, i cinesi mangiano gatti, anche i cani. Io non ho mai mangiato un cane. No, non mangio cani. Non conosco nessuno che abbia mangiato cani. Quando si avvicina il momento in cui si sentono che forse muoiono, o ritornano in Cina, oppure quando muoiono il loro corpo viene lo stesso mandato in Cina. Quando albero blu sue foglie, quando cade, cade le sue terre. No. I vivi non usano i documenti dei morti, questa cosa non l'ho mai sentita. Quindi quello che abbiamo cercato di fare, oltre a cercare di sfatare i luoghi comuni, sono loro che ti raccontano come cliché in realtà si abbiamo fatto questo progetto per aprire un dibattito pubblico all'interno della piccola comunità di Bolzano, ed è successa una cosa interessante che ho cercato di riassumere in questa timeline. Orizzontalmente, come tutte le timeline, vediamo i mesi. Settembre il progetto è stato presentato e arriva fino a aprile. Verticalmente sono elencati una serie di media, giornali e siti web con 3 livelli di popolarità, quindi la prima riga sono i media locali, la seconda media nazionali, la terza internazionali. Quando il progetto è stato pubblicato, è stato presentato e è stato anche fatto in partnership con il Corriere dell'Alto Adige, che ha dedicato una doppia pagina. Nessuno, soprattutto l'Alto Adige, non ne ha parlato ed è passato abbastanza in sordina e inosservato. Nel frattempo, subito dopo, primi di ottobre, ho creato la pagina Facebook del progetto in inglese, e questa è stata veramente provvidenziale, perché il corrispondente italiano dello Spiegel, che è il magazine tedesco, ha visto la pagina ed è venuto a Bolzano per 3 giorni per intervistarmi e conoscere meglio il progetto. Dopodiché ha pubblicato una pagina intera sullo Spiegel. Quindi il mondo sudtirolese, proprio quello tedesco, quando ha letto sullo Spiegel, che insomma loro, non so, penso possiate immaginare come i sudtirolesi guardino la Germania, e quindi si sono inorgogliti. Allora ho attirato l'attenzione sul progetto, e quindi Rai Sudtirolo, Rai Alto Adige e infine anche l'Alto Adige sono stati in qualche modo spinti e costretti a parlare. Questo è quello che poi ho provocato, il progetto ha provocato, quindi anche l'Alto Adige è stato costretto a titolare l'invasione di cinesi in città sono solo lo 0,6%, e lo rivela uno studio della LUP. Dopodiché hanno fatto anche una pagina intera sul progetto, sulla versione cartacea, chiaramente premendo i testi del sito. E infine la cosa interessante, almeno per me, è stato il dibattito che questo è sviluppato su Facebook, perché i follower dell'Alto Adige sono, diciamo, di centrodestra, sono più dei salviniani, e quindi nonostante ci fossero dati e tutto quello possibile, la gente, non so, il secondo commento è il 0,6% della popolazione ma il 99% dei bar. Dopodiché un altro non scriveva sì, sono lo 0,6% ma nelle cantine sono a migliaia, sono 100.000 di abitanti, quasi c'è una Bolzano parallela nelle cantine, però sì, esatto. Quindi nonostante tutto c'è sempre uno zoccolo duro che è difficile da persuadere. Però è stato interessante perché ho cercato di misurare diciamo, i pareri dei vari commenti, confrontandoli con un altro articolo sempre dell'Alto Adige sui cinesi, quello con la dichiarazione di Dado Luzzi di 2 anni prima. Quindi facendo questo qua era l'articolo precedente e sono andato a mappare i pareri dei vari commenti. Quindi in quello di Dado Luzzi, quello in cui c'erano proprio permessi cinesi, sarà un massacro per i nostri negozi, i
positivi, chiaramente in questo caso non positivi verso la Russia, ma positivi verso la questione dei cinesi, si erano esattamente uguali a quelli negativi più una certa percentuale di neutri. Sul nostro progetto invece questo, i commenti sono stati decisamente molto positivi, quindi voglio credere che in qualche modo il progetto abbia contribuito. Soprattutto è stato interessante colpire quel tipo di lettore, perché altrimenti un progetto così viene letto e guardato da dalle persone che più o meno condividono le nostre posizioni, invece mi interessa era andare a colpire quella nicchia che è quello zoccolo. Nonostante ciò, altra nota positiva, il progetto dopo più di un anno, quasi un anno che esiste, l'ho tradotto in inglese e quindi l'ho iscritto ai Data Journalism Award. Il progetto ha vinto quest'anno il Data Journalism Award 2015 e dopodiché sono stato chiamato dalla giornalista dell'Alto Adige che mi ha fatto un'intervista di 40 minuti e mi sono permesso di dire guardate che questo progetto è nato proprio per contrastare un certo modo di fare informazione, di diffondere cliché che non erano proprio, diciamo così, reali queste cose. E ha ragione, perfettamente ragione, spesso i media distorcono, così cos'ha. Esce l'intervista e il titolo è La Chinatown di Bolzano premiato il Sicuramente chi scrive l'articolo non è chi scrive i titoli, però è stato abbastanza deprimente perché io ero convinto, pompato da questa statistica anche su Facebook, di essere riuscito a scalfire un po' non l'elettorato ma i lettori, in realtà chi scrive i titoli è riuscito di nuovo a infilare questo concetto di Chinatown, nonostante poi nel testo si dica che il progetto dimostra che non c'è una Chinatown, quindi si auto diciamo traggono in inganno, insomma. Però questo è come è andata la cosa ed è un po' anche esemplare di quello che succede in Italia o almeno nelle piccole comunità. Questo è più o meno quello che è successo e finita la presentazione. C'è anche la pagina Facebook dove ci sono vari update, quindi diventate anche voi cittadini della Repubblica Popolare di Bolzano in modo da creare un gruppo eterogeneo. Quindi i dati vengono aggiornati I dati? in qualche modo? No, adesso no, però la pagina Facebook sì, quindi con tutte le nuove attività, piuttosto che le cose che succedono. Ad esempio c'è stata un'inchiesta interessante anche su Paolo Sarpi a Milano dove dimostravano che la Chinatown di Milano è una fitta Chinatown, perché poi in realtà i residenti italiani sono il 70% dei residenti, quindi sì, è una Chinatown, ma in realtà il 70% sono milanesi che vivono lì. E quindi tutti gli argomenti legati alla Cina e su questa percezione di invasioni cinesi io cerco sempre di pubblicarli sulla pagina Facebook, quindi seguiteci se volete per avere Volevo sapere se abita a Bolzano. Sì, da 4 anni. E complimenti, è ironica, sicuramente attuale, cerca la specie la portata ad altre realtà delle megalopoli, diciamo delle nostre città. Però sinceramente troverei molto utile e forse più coraggioso fare la stessa cosa sugli italiani, tra virgolette, che vanno a lavorare a Bolzano o che cercano di lavorare a Bolzano. Sì. Non le dico perché, però dopo se vuole ne parliamo. No, lo vivo tutti i giorni sulla mia pelle. Cioè. Ecco, allora il giornalismo utile potrebbe essere anche questo, perché se lei fa una ricerca su italiani e bolzanini doc, probabilmente va a toccare delle cose molto profonde. Io abito a Venezia, non sono veneta, sono di sopra gli Romanieri. Ecco, però so che questa vecchia ferita, eccetera, eccetera, non è mai stata sanata, mai. No, io pago le tasse su Tirolo che vengono riversate. Esatto. Non posso votare il sindaco, ma posso candidarmi a sindaco. Cioè, questa è una già delle chicche di chi vive là. Sì, ma dopo sapere mi presento e parliamo di queste cose. Facciamo un progetto insieme. Sì. No, le metto a disposizione uno psicologo che sta a Bolzano e che ha... Non per me, uno psicologo. No, assolutamente. Sto scherzando. No, volentieri. Va bene, grazie. Comunque credo che condivida quello che... Sì, mia figlia va a scuola, devo scegliere tra una
scuola italiana tedesca. Sì, ma io non parlo solo di una o due persone, parlo di molte persone che sono anche di famiglia, cioè che sono nati a Bolzano, eccetera, eccetera, e che vivono tutti i giorni questa cosa. Quindi la invito sullo stesso schema a fare la stessa cosa molto più coraggiosa, perché qui... Grazie. Sì, certo. Però ci sono problemi. Lo psicologo ti serve dopo l'intervista che farai. Io abito qui a Cortina d'Ampezzo, che come credo lei sappia è un paese che 8 anni fa ha votato per il 75% a favore della riunificazione con i fratelli sudtirolesi. Non so di chi siamo fratelli, comunque questo lo sapranno loro, ma volevo chiedere una cosa. Una è questa, ci sono state delle reazioni alla vostra inchiesta che tutto sommato viene da un'università che si chiama anche Freie Universität Bozen, quindi è, voglio dire, c'è dentro anche del tedesco lì. Il Dolomite ha reagito a questa cosa, ne è stato informato, ha detto qualche cosa o ha fatto finta di niente come fa spesso? Allora, premetto che l'Università di Bolzano è trilingue, quindi sì, è libera, ha indicato quella ladina, e anche ladina, cioè certo, più l'inglese, diciamo. Certo. È tutto rigorosamente sempre bilingue come vuole la tradizione. FF, che è un settimanale tedesco, come potrebbe essere l'Espresso, poi ricondotto al localismo sudtirolese, ne ha parlato e anzi ha dedicato un bel servizio, mi ha intervistato. Dolomite non ha mai, forse l'unico giornale che non ha mai trattato questo argomento, e non è casuale, credo. Cioè. Comunque sono tutte creature della provincia sudtirolese, anche l'università è finanziata dalla provincia, è creata dalla provincia, come il Dolomite in qualche modo percepisce dei fondi, credo. Poi anche lì ci sono dei giochi politici. Certo, poi ben sapendo che a Bolzano insomma, gli italiani sono il 75%, alla fine i tedeschi sono una netta minoranza. L'altra cosa che mi interessava capire, i cinesi intervistati ritengono di stare bene a Bolzano? O nella provincia di Bolzano, nel Sud Tirolo, Quelli intervistati, allora, anche questo è interessante perché adesso vi ho fatto vedere degli estratti. Ad esempio Hon Lim, che è una delle prime arrivate, dice: col senno di poi sapere che sarebbe andata così sarei rimasta in Cina. Perché adesso in Cina, complice la crescita economica, tutti i miei coetanei sono in pensione, hanno una casa di proprietà, 1 o 2 macchine. Io mi trovo a 60 e passani a fare 3 lavori a Bolzano. Poteva essere Bolzano, poteva essere un'altra città italiana, forse avrà un giorno una pensione. Quindi il cuoco, ad esempio, Fuxu, dice: io sto benissimo, addirittura ho deciso di portare la mia famiglia qua, quindi i suoi genitori, in modo da non avere più legami con la Cina e trasferire il mio futuro qua a Bolzano. Appunto, quello che cercavamo di fare è anche mostrare questa, cioè non ci sono un cinese solo che la pensa in un modo univoco, ci sono ad esempio la studentessa, quella che ha preso 110 la maturità, adesso è al secondo anno di economia e dice: io sto studiando, tendenzialmente tornerei in Cina a lavorare perché adesso l'economia là, anche se adesso non è, però è sicuramente meglio dell'Italia, quindi se non trovo niente in Italia nel giro di pochi mesi io vado direttamente in Cina. Yang Bui, lui dice: io sì, sono andato anche in Cina più di una volta, sono andato a trovare i parenti, però a me piacciono le ragazze italiane, io le ragazze cinesi non la sono attratto, e quindi la sua ragazza addirittura è brasiliana, quindi, e quindi c'è un po' di tutto, c'è chi, quasi tutti comunque tengono il passaporto cinese, nel dubbio, però ci sono posizioni diverse. Grazie. Grazie. Altre domande? Prima nel presentare all'inizio della presentazione ti era scappato un commento tipo che i dati non sono poi così importanti nella percezione delle persone, e questo studio porta forse in questo senso. Ma nei giorni scorsi alcuni relatori hanno invece parlato di quanto la raccolta e la pubblicazione dei dati sia molto importante nel giornalismo. Dall'esperienza che hai fatto in questa dalla tua esperienza, come valuti la risposta del pubblico, dell'opinione pubblica ai dati, alla lettura dei dati, o quanto invece l'opinione pubblica è molto più influenzata o meno dal sentimento, dalla sensazione, dallo slogan, diciamo? Sì, c'è un libro del 79, credo, che si chiama Lie, quindi mentire con la statistica, e racconta proprio come sia molto facile creare delle ambiguità usando i dati. Lo stesso viene fatto ad esempio
qua dove dicevano i ristoranti sono 150, perché semplicemente lui accorpa bar e ristoranti perché commercialmente sono una categoria unica, poi bisogna andare a filtrare quanti fanno servizio di bar, colazione e quanti invece lavorano come ristoranti. Per quello dico che i numeri spesso vengono invocati come verità, ma spesso dietro c'è un po' di tutto. C'è anche un sito molto interessante che si chiama Spurious Correlation, che vuol dire correlazioni impure, dove questo statistico mette insieme dati che non appartengono assolutamente uno con l'altro, ma in realtà sono in perfetta relazione. Ad esempio gli omicidi per arma da fuoco con l'apparizione di Nicolas Cage nel cinefilm, e vedi l'andamento del grafico e sono perfettamente coincidenti. Diciamo, è possibile, ci deve essere un perché tutto questo. Quindi sì, io uso i dati perché ci sono persone che sono sensibili ai dati, ma credo anche profondamente che sia molto efficace anche mostrare le persone, mostrare quello che i dati non possono dire, cioè avere un approccio che uno integri l'altro, perché comunque a mio avviso quei dati è stato fatto un po' di tutto, e questo è un esempio, ma ce ne sono tantissimi. In più i dati mostrano cose, cioè ad esempio adesso sto facendo un progetto sui migranti che da Lampedusa attraversano il Brennero per andare in Germania. Ci sono dei dati, ma non sono quelli reali, perché non so se conoscete la storia, i profughi andrebbero fotosegnalati, quindi identificati, impronte, e in realtà la polizia non lo fa perché altrimenti dovrebbero rimanere in Italia, invece per favorire questo fiume li fa passare, e quindi tutta questa migrazione, si parla di 23.000 persone ogni mese, passa fuori dalle statistiche. L'unico dato ufficiale sono gli sbarchi a Lampedusa, in Sicilia, in Calabria, dopodiché non si sa più niente finché non ricompaiono in Germania e chiedono l'asilo in Germania, perché adesso sono molti sull'Eritrei che in Italia non ci vogliono stare, vogliono solo passare. E lì non ci sono statistiche. Un mese fa la FAO ha dichiarato che ci siamo persi 50.000 migranti dalle statistiche perché non sappiamo, quindi bisogna sempre un po' contestualizzare i dati. Ecco, diciamo, questa potrebbe essere una buona regola: ti parlo di questo dato, ma poi te lo metto in un contesto e ti spiego esattamente come funziona. Cosa che fanno interessanti i ragazzi di Migrant File, ad esempio, loro mettono poi a disposizione i dati, parlano anche della metodologia che è stata usata, quindi quello è la forza del dato. Quando ti do il dato stesso, quindi tu puoi vedere quello che ho utilizzato, puoi riusarlo, vedi anche in che modo l'ho usato io, sono diciamo inattaccabile perché ti sto dando le stesse armi che ho usato e tu puoi farci quello che vuoi, allora lì diventa interessante. Altrimenti se vengono usati per fare dichiarazioni di questo tipo, il dato lo trovo un po' relativo, perché appunto va preso sempre con le pinze. Spero sì. Tanto ti volevo fare i complimenti per il video, in realtà è che non sono elaborato in maniera giusta, poteva forse far vedere più la vita, o comunque come tecnicamente mi sembra realizzato veramente bene. Grazie. E quello che mi chiedevo, se si poteva usare un po' di più forse con le domande sui cinesi, le domande piccanti, le domande un po' diciamo che avete fatto. E poi mi chiedo se tutto questo interesse per i cinesi sia reciproco. Allora, premetto che questa è una presentazione dove ho fatto vedere dei piccoli estratti, in realtà ogni persona viene intervistata per 5 minuti, quindi ce n'è, cioè le domande che avevo fatto ai cinesi. In realtà le domande sui luoghi comuni, quelle abbiamo preso diciamo i 5-6 luoghi comuni, che i cadaveri vengono sciolti nell'acido, che riciclano, e su quelli li abbiamo fatti rispondere così. Sui cinesi è un non problema, è vero, cioè non è un problema, non c'è un'invasione cinese, noi abbiamo deciso di trattarla proprio perché sui non problemi spesso ci veniamo distratti quando poi ci sono problemi più reali, e su questi invece si parla poco. E quindi noi come primo caso abbiamo deciso di prendere questo perché era talmente evidente che non ci fosse un'invasione, lo dicono i dati, ma lo vedi anche camminando per strada, che solo un mentecato può credere all'invasione cinese, eppure c'erano, parlando di classici discorsi da sport, appunto sono migliaia nelle cantine, quindi c'è comunque una fetta di popolazione che credeva in questa cosa, nonostante fosse evidente che anzi si sta assistendo apparente integrazione, per cui c'è gente cinesi che decidono di interrompere la tradizione e la cosa culturale, la tradizione culturale. Abbiamo deciso di prendere un tema più facile, diciamo, proprio per scoprire nuovi modi di interagire tra me, che sono un designer, e un giornalista.
Il nuovo tema, quello sui profughi, invece è molto difficile, perché poi apre un dibattito europeo, perché questa cosa dei migranti che passano per non essere fotosegnalati non è una questione di Bolzano o dell'Italia, ma c'è Dublino 3, c'è il sogno di un'Europa aperta senza i confini, dove in realtà i confini si stanno di nuovo erigendo, l'Europa si sta sgretolando su i migranti. E infatti è un bel casino lavorare adesso su questo tema dei migranti, però diciamo come primo caso studio siamo partiti anche in un modo molto più leggero e anche facile. Ma come intendi procedere adesso? Sì, scusa. Come intendi procedere adesso su questo tema che è molto più scottante e apre tantissime altre domande? Allora, ci sono diciamo 3 principali storie. Una storia locale, quindi di nuovo vogliamo sempre riferirci alla comunità locale. Tuttora c'è chi pensa che ci sono 2 tipi di migranti o di profughi, quelli che chiedono l'asilo in Italia e quelli che invece in Italia non ci vogliono stare, che sono proprio due percorsi diversi. Adesso a Bolzano è stato dato un albergo dismesso per questi migranti, ma non sono quelli che quotidianamente arrivano al Brera, sono quelli che hanno chiesto l'asilo in Italia. Il tempo dovrebbe essere 45 giorni per il rilascio dell'asilo, la media è 2 anni. In questi 2 anni loro non possono lavorare, hanno questi fantastici 2,50 € al giorno, però mettendoli in un albergo subito giornali come l'Alto Adige o comunque diciamo nella giornata comunemente adesso a questi immigrati gli diamo anche l'albergo. Questo è stato quello che è passato. Invece quello che noi trattiamo non sono questi, sono quelli che passano quotidianamente, e anche lì viene fatto dall'erba un fascio, quindi di nuovo questi vengono, sono 770 ogni giorno, quindi secondo queste statistiche dalla sport dovrebbero essere 700 ogni 10 giorni, 2000 ogni mese. Bolzano non se ne vedono, anzi quello che abbiamo fatto è siamo riusciti a intervistarne un paio. Alla domanda di cosa è più paura, la risposta di questo ragazzo è stata di rimanere in Italia, perché io si è fatto, dice, il deserto, mi sono fatto il barcone, sono a 150 km da Monaco, adesso va vedi te che rimango bloccato qua per una serie di burocrazie, perché basta che ti fotografi, no? Quindi una storia è questa, cioè raccontare questo e raccontare il prenderlo come luogo di passaggi umani da quando è stato istituito, prima guerra mondiale, i riportati della seconda, i profughi della guerra dell'ex Jugoslavia, i lavoratori italiani che andavano sempre col treno, il Brenner Express. Quindi, anzi, sono passate molte più persone prima che il Brenner era un confine di adesso che il confine non esiste più. Se uno va al Brenner adesso c'è un centro commerciale e al posto della dogana c'è un negozio che vende le rose e abbigliamento tradizionale, per dire come è cambiato il concetto di confine. Questa è una storia. L'altra storia è quella su questo passaggio, quindi non ci sono dati, ma quello che vorrei fare sarebbe creare un'analogia tra, trovare dei pattern, diciamo, di dati tra gli sbarchi su base mensile in Italia e le richieste d'asilo in Germania, perché ad esempio ultimamente negli ultimi mesi sono solo eritrei quelli che arrivano a Bolzano. Gli eritrei non compaiono neanche nelle categorie tipo i primi 5 paesi che richiedono l'asilo in Italia sono Gambia, Nigeria, Ghana. L'Eritrea e la Siria non compaiono, i siriani hanno un altro percorso che non passa dall'Italia. Quindi questa è la seconda storia, quindi raccontare come questo movimento non voglia stare in Italia, voglia andare in Germania. Terza storia è una riflessione di respiro europeo, riagganciandoci poi da Alex Langer che aveva fatto una sorta di predizione nel 95 su Ventimiglia dicendo l'Europa o muore o rinasce a Sarajevo, perché su questo tema dei profughi dell'ex Jugoslavia qua si giocava l'Europa e adesso ci stiamo praticamente pagando nuovamente questa cosa. Quindi come è successo con Ventimiglia c'è un confine, ma per esempio i minori vengono rimandati indietro quando secondo Dublino 3 dovrebbero essere ricongiunti. L'Austria il 15 giugno ha deciso di non offrire più asilo politico. Questa notizia non è mai stata, io non l'ho mai sentita, l'ho scoperta per caso e dici ma è poco. Però è inquietante perché siamo in un'Unione Europea, dovrebbe esserci a parte uno status di rifugiato europeo, non è possibile, perché uno dei motivi è che un profugo arriva in Italia, chiede l'asilo, ci mette 2 anni. In Germania i tempi sono ben diversi, anche le condizioni sono diverse, quindi questo provoca uno spostamento verso la Germania, che è un paese, Germania, Svezia, Norvegia, che ti dà un trattamento diverso. E quindi vorrei aprire anche una riflessione che da locale anche un dibattito su livello europeo su questa l'Europa, questo è questo grande sogno europeo a cui si ambivano, che adesso si sta sgretolando proprio su esempi molto concreti come la Grecia e come i migranti. Sì. Lei per fare le percentuali eccetera si è basato
sui media, credo anche, no? La percezione, diciamo, di questa invasione. Ma avete fatto anche un controllo, diciamo così, avete intervistato cioè residenti? No, quello Perché anche questo sarebbe stato interessante, capire come loro percepiscono, perché per esempio se entrano in un bar gestito da cinesi, o no? No, certo, entrano, cioè, ad esempio volevamo anche visualizzare le chiusure degli esercenti cinesi, se ci sono state, ma erano bassissime rispetto alle chiusure, però dopo si apriva una serie di, non puoi poi aprire una porta e far finta di dire ok, si apriva una porta che andava poi ridiscussa e affrontata aumentando la complessità in modo esponenziale, perché è difficile anche avere una statistica qualitativa dei bolzanini, perché come ben sai i bolzanini sono molto diversi, italiani, tedeschi, italiani che non sono di lì. Ma immagino che lei non si sia stupita di questo risultato, diciamo. No, assolutamente. Allora, questa ricerca è stata molto interessante a mio parere, e così do un consiglio anche di ampliare il campo anche ad altre zone, ad esempio Milano. Lì i cinesi hanno preso davvero piede, perché c'è una zona che si chiama Chinatown, dove ci sono tutti questi negozi di abbigliamento, quincaglierie, così, e davvero se non altro per i giovani, comunque ho tantissime amiche che comprano dai cinesi qualsiasi tipo di cose, dall'abbigliamento alle cose per la casa, oggetti di ogni tipo, e secondo me questi cinesi hanno davvero successo, perché comunque offrono una categoria merceologica vastissima a bassissimo prezzo, e quindi anche ad esempio i parrucchieri abbattono i costi rispetto ad altri parrucchieri, per cui ci sono davvero dei commercianti in rivolta, perché i prezzi che praticano i cinesi, perché comunque la manodopera che loro offrono è la stessa che offrono gli italiani, e davvero hanno successo, perché magari, che ne so, le ragazze vanno lì con dei prodotti specifici per i capelli, ma si fanno fare la piega dai cinesi, quindi vanno lì anche ad esempio ogni giorno e hanno davvero tanto successo. Quindi se a Bolzano magari non c'è stata questa invasione, io posso dire che a Milano invece si verifica questa invasione, quindi così sarebbe interessante, visto che lei ha avuto successo con questa ricerca, spostarsi magari a Milano e confermare il contrario, perché... Sì, il fenomeno, diciamo, Bolzano è un caso strano, perché appunto si parla di invasione, si spaventa questa invasione, ma non c'è, nelle altre città c'è in altri quartieri, c'è le Chinatown, è un fenomeno in tutto il mondo, così da Bangkok a New York, come c'è Little Italy, c'è Chinatown. La cosa interessante però, perché io sono di Milano, vivo da 4 anni a Bolzano, ad esempio mi ha stupito, è evidente, la parrocchia di Paolo Sarpi, che è il quartiere Chinatown, ha il prete cinese, chiaramente, perché la chiesa non è così stupida, infila subito il prete cinese, basta che lo metto. Però ad esempio è uno dei pochi quartieri in cui le case, siccome c'è stata una grande svalutazione degli immobili a Milano per la crisi e tutto, Chinatown è uno dei quartieri dove i prezzi non sono scesi per niente, perché comunque i cinesi comprano e tengono, poi è un quartiere anche molto centrale, molto bello, però pedonalizzato, però ripeto, che poteva fare uno scambio con i cinesi, in realtà perché adesso la loro zona più bella e più accessibile. Esattamente, e anch'io ho un sacco di amici che vivono in Paolo Sarpi, e prima dicevo c'è questo articolo dell'inchiesta che rivela che in realtà il 70% dei residenti in Paolo Sarpi sono italiani, quindi poi può darsi che ci siano veramente migliaia nelle cantine nuovamente. È vero che entrando in Chinatown è tutto scritto in cinese, sui pali sono solo inserzioni in cinese, quindi ci si sente sicuramente in una Chinatown e non certo in un quartiere di Milano. Però ci sono tantissimi italiani, cioè anche la sera uscendo e si va nei ristoranti cinesi a mangiare, sono solo italiani, tutti cinesi, no? Non è... però sì, sicuramente Prato è l'esempio più eclatante di una città che è praticamente fatta di cinesi che lavorano, anzi in condizioni cinesi, in Italia con prezzi cinesi. Comunque è interessante vedere dove i cinesi, diciamo, vincono sugli italiani, ecco.
prezzo, ad esempio, che loro praticano è veramente più basso, quindi così. Sì, perché almeno nella nostra esperienza loro spesso assumono familiari, parenti stretti, quindi non li pagano, comunque tutto viene. Questo permette ad esempio di non avere un costo fisso per un dipendente, che in Italia sanno tutti, se tu hai un'azienda e assumi un dipendente, cioè, è una dichiarazione che è veramente pesante da sostenere economicamente. Se invece assumi un Che poi hanno preso piede anche in zone comunque di lusso a Milano, perché io ho abitato anche in Brera e uno dei parrucchieri che c'era in Brera, oltre a altre catene importanti così, uno dei quali era cinese, per cui non solo nelle zone di periferia ma anche in centro hanno preso piede, ecco. Sì. Altri interventi? Io volevo chiederti una cosa, se non possibile. Con che licenza è rilasciata la ricerca? Nel senso, da chi è pubblicabile da chiunque? Una roba su cui non ho mai riflettuto, avrei dovuto farlo, ma allora, alcuni dati, i dati Astat, sono liberamente scaricabili dal sito Astat, che è l'istituto di ricerca, come noi in Italia abbiamo l'Istat, in Sud Tirolo hanno l'Astat. Ho verificato che è quello. I dati della Camera di Commercio, siccome siamo un'università li abbiamo avuti in forma gratuita, ma in realtà loro li venderebbero, per cui non mi sono sentito di rilasciare questi dati, semplicemente potrei chiederli, secondo me non c'è nessun problema, però non ho mai deciso di rilasciare i dati. Anche il progetto abbiamo detto qua uno lo può usare, ma non c'è nessuna Creative Commons, sono ben felice se le altre persone ne parlano e sicuramente metterò un Creative Commons anche lì in modo che sia esplicita la cosa. Sì, no, è una curiosità più giornalistica che altro. Altre domande? Tra l'altro mi pare che fra gli interventi di questa mattina di Marco Bosco, il professionista del Cattora, e il tuo di oggi, un punto in comune che emerge è che comunque voi partite dai dati, i dati li utilizzate in maniera molto forte, poi attraverso strade diverse, percorsi metodologici diversi, però arrivate a delle conclusioni che sono sì fondate sui dati, ma hanno raccontano una storia, vuol dire, quello che è importante è la storia che raccontano, perché le mappe, i grafici, eccetera, da soli non dicono niente, e anzi, come dici tu, a volte possono raccontare il falso. Cioè, il dato più forte era questo 0,6%, a quel punto dici ma è evidente che non c'è un'invasione, e su quello abbiamo deciso di andare a capire nei vari ambiti come questa cosa non si percepisce. C'è una cosa che sui dati, tu prima hai citato un libro che io ho letto e adorato, che è Live with Statistics, è stato scritto da un giornalista, era un giornalista americano che si è reso conto di come attraverso l'uso dei dati in maniera manipolata, in qualche modo, si può fare praticamente niente. A un certo punto lui dice nel libro una cosa abbastanza forte, dice che se uno è in grado di manipolare i dati ha la stessa capacità di manipolare la propaganda pubblica che aveva Adolf Hitler con il nazismo. Sono parole dell'autore del libro. E una cosa che per esempio capita spesso quando si ha a che fare con i comunicati stampa che divulgano dei dati è che di solito ti danno l'aumento delle cose piccole in percentuale, in modo che assomigli le cose. Nel caso per esempio è quello, ti dicono ha aumentato del 20% il numero dei cinesi, per esempio, a Cortina d'Ampezzo. Poi scopri che i cinesi erano 10 e sono diventati 12, quindi sono aumentati di più. Tu stai dicendo la stessa identica cosa, non stai mentendo nel senso esplicito della parola, stai dicendo la stessa identica cosa, ma stai dando un contesto di riferimento diverso. E quindi questa è un'aspetta, anche qui quando tu dici i cinesi adesso quota 150, potrebbe anche non avere nessun senso, ma messo nel titolo assomiglia a una informazione importante che dà un valore a quello che stai dicendo, che è maggiore di quello che è il numero stesso. Quindi anche lì poi sapendo che i bug sono 450, 150 è comunque
non è l'invaso sempre, cioè di nuovo non lo contestualizzi, non gli dici ok 150 su forza. No, ma infatti la cosa che invece rimane fondamentale, come diciamo stamattina, che hai raccontato anche tu, invece è mettere i numeri al servizio di una storia e non fare invece viceversa, e quindi avere l'idea preconcetta che la storia è va in una certa direzione, quindi tu costruisci attorno i numeri che ti confermano quella cosa. Riferendomi a stamattina, no, a proposito della lettura dei dati, ho trovato interessante quando stavate descrivendo quella app che indica per ciascun ospedale quanti morti, per quali patologie, eccetera. Però leggendo il dato diversamente non si potrebbe dire ma questi morti sono stati dovuti all'imperizie dei medici o magari perché esistono in quell'ospedale, in quel territorio delle problematiche di tipo ambientale, di inquinamento, eccetera. No, nel senso potrebbe essere letto anche in questa maniera, perché ad esempio, scusami, facciamo il caso delle scuole. In una scuola c'è il 10% di bocciati alla maturità ogni anno. Allora tu potresti dire è colpa della scarsa qualità degli insegnanti, è colpa della tipologia di famiglia che vive in quel territorio, cioè questo forse stamattina non l'ho detto, ma i dati che abbiamo preso sono, come si dice in gergo tecnico, aggiustati, cioè sono dati che vengono calmierati in base al fatto che se tu in un territorio, per esempio, non so, Lampezzano ha una caratteristica genetica, nel senso che le persone che vivono qui hanno una maggiore predisposizione a una certa patologia, tu non puoi dare la colpa al fatto che i morti di quella malattia sono maggiori ad Ampezzo all'ospedale, perché è colpa i dati da questo punto di vista sono calmierati a livello nazionale in modo che sia possibile confrontare in maniera diretta gli ospedali. Questa è una cosa che sì, assolutamente, se no sarebbe impossibile confrontare due ospedali, assolutamente. Altre curiosità? Abbiamo un po' l'applauso